Benvenuti allo Sport City, dove si gioca la 15ª giornata della Lega Calcio a 8. La Serie A pone di fronte due grandissime squadre, Eurobet Palermo contro Ragnatela Pub. Ci prova l'Eurobet, D'Anversa la controlla, appoggia per Angelè, la palla scende, Ripani, grandissimo intervento. Palla dentro per D'Anversa che la lascia scorrere, ancora D'Anversa, scambio con Angelè, sinistro, ancora Ripani con la manona. Palla alla Ragnatela, lancio lunghissimo a cercare Cuda che va di testa, Caperchi in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la Ragnatela, palla dentro, arriva Placido, solo, sbaglia. Laterale, Angelè, la palla sul destro, ancora Ripani, vola. Angelè, allarga sulla destra per Valenza, rientra sul sinistro, Valenza da appena dentro l'area di rigore, Valenza! Grandissimo sinistro a giro, questa volta non può nulla Ripani, 1-0 per l'Eurobet Palermo. Palla ancora per Valenza, rientra con il tacco, vince un rimpallo con Placido, Valenza va con il destro, stavolta Ripani sbaglia e c'è il 2-0 dell'Eurobet Palermo. Grandissima azione ancora di Valenza, aiutato da un rimpallo, ma 2-0. Può ripartire il contropiede dell'Eurobet, interviene Pica che sbaglia tutto, la tocca a Valenza, scambio con Apolloni, arriva De Marco a porta vuota ed è 3-0 per l'Eurobet. Partenza perfetta in contropiede, 3-0 Eurobet, nulla ha potuto neanche questa volta Ripani. Ancora superiorità numerica, numero di Galassi che salta l'uomo, appoggia sulla destra per De Marco, c'è Apolloni da solo, alto. Sulla sinistra per la Rosa, al centro Apolloni a botta sicura, Pica salva con il corpo, Galassi la rimette dentro, Apolloni 1 contro 1 con Pica, Apolloni, la palla resta lì, Apolloni e scarica con il destro alle spalle di Ripani. Questa volta non può sbagliare il numero 9 rosanero, 4-0 per l'Eurobet. Ancora ripartenza dell'Eurobet, sulla destra va De Marco numero contro Ripani che salva tutto. Laterale per la Ragnatela, c'è Tombesi lasciato libero che devia in porta, c'è il gol del 4-1 per la Ragnatela che segna almeno il gol della bandiera. Il lancio del portiere, palla per De Marco, ma arriva al triplice fischio finale. Un grandissimo Eurobet Palermo si impone per 4-1 contro la Ragnatela e continua a volare, quinta vittoria consecutiva per gli uomini di Cencetti. Non so che è successo, a confronto all'altra partita non c'è stato il cuore che abbiamo messo in quell'altra partita. Oggi abbiamo giocato male, abbiamo mollato, i contrasti sempre molli. Se vogliamo andare avanti dobbiamo tornare a giocare come sappiamo. Ma oggi veramente sono deluso perché non ho visto il carattere, ho visto ragazzi che mollavano dopo un contrasto, tutta la squadra. Vi fai complimenti al portiere perché l'unico che non ha mollato, ha fatto una partita incredibile. Siamo contenti, di sicuro quest'anno puntiamo alle zone alte, lo stiamo dimostrando e speriamo di agganciare il checco, perché no?